Rimane perturbato il cielo sopra le due banche venete coinvolte nel processo di ricapitalizzazione da parte dello Stato, che dovrebbe intervenire entrando come azionista di maggioranza con 6 miliardi e 400 milioni di azioni. Dalla Commissione europea il piano industriale presentato dalle banche ancora non ha avuto il via libera e anzi sarebbe considerato incompleto e quindi bisognoso di ulteriori specifiche. Deve infatti prevedere anche i tempi e i modi per l'uscita dello Stato dal capitale. E anche Fondo Atlante, secondo le ultime indiscrezioni, proprio alla luce dell'ingresso dello Stato, potrebbe rivedere la posizione del fondo, che così scenderebbe al 20-25%, mentre quella dello Stato dovrebbe risultare infine del 70% circa. Tutto rimane comunque vincolato al via libera europeo. Intanto sono iniziati anche i confronti con i rappresentanti delle diverse sigle sindacali per valutare anche il peso e il numero dei tagli che le due banche intendono effettuare sul personale e sulle sedi venete e periferiche. Nel frattempo è arrivata una nuova iniziativa di Veneto Banca che, conclusa la proposta di transazione ai soci, ha messo sul piatto un ulteriore fondo da 30 milioni di euro per azionisti in gravi condizioni di disagio socio-economico. Un piano aggiuntivo che nasce dalla volontà, si legge in un comunicato, di ricostituire un rapporto di fiducia con la sua base sociale. Sempre oggi la Commissione europea ha invece approvato la vendita delle 3 banche ponte italiane, Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova Carichieti, a UBI Banca.